Alberto Rodriguez, vediamo di esaminare una sconfitta immeritata, dicevamo, e soprattutto perché una volta in vantaggio sul 2-0 cominciavamo già a crederci noi. Questo è il calcio 5, è così, quando uno pensa che le partite sono chiuse, che ormai sono indirizzate bene per portarla a casa, ci basta poco per cambiarla. Non è che mi posso lamentare di nulla perché sono state situazioni che lo stesso che loro hanno accorciato il 2-1 e poi addirittura hanno pareggiato, noi potevamo magari anche prima provare anche a fare il 3-0. Penso che giocata bene, abbiamo fatto un gran primo tempo, l'abbiamo chiuso con 1-0, penso che mettiamo un vantaggio ancora un po' più largo. Niente, cioè, non so, dovrei vedere la partita dopo per capire dove abbiamo sbagliato. Sicuramente la rivedrai su Calciopalo TV, sicuramente anche per esaminare quello che è stato un po' un crollo nel finale, un crollo fisico o mentale. Sì, vederla sempre come faccio ogni settimana, che dopo giocare la guardo tranquillamente a casa. Sì, capire dove abbiamo sbagliato. Ma non è che è stato un grosso errore, cioè, gli episodi secondo me sono andati bene a loro. Dopo il 2-1 noi stavamo perdendo in un contrapiede, loro sono stati bravi a intercettare una palla e sono ripartiti e l'hanno pareggiata. E poi di nuovo su un contrapiede ci hanno fatto il 3-2. Non lo so, è da vedere, da capire. Comunque dobbiamo capire che le partite sono tutte difficilissime. Il calcio 5 è così, finché se no arrivi al fischio finale sappiamo che le partite sono apertissime. Alla fine penso che potevamo pareggiarla, che abbiamo fatto un doppio palo là nel giro di 3 secondi. Vuol dire che oggi non era giornata di portare punti a casa, purtroppo. Dobbiamo abbandonare i sogni di gloria? No, non si abbandona nulla. Cioè, il campionato è equilibrato, lo stesso che oggi sembrava che la partita la stavamo portando a casa e poi è cambiata. La settimana prossima abbiamo un'altra partita importante, andiamo fuori casa, trasferta, solo difficile, per lo stesso che oggi qua il Cornedo ha fatto una buona partita, si è portato i punti a casa e noi la settimana prossima possiamo farlo lo stesso. Dobbiamo capire che il campionato è così equilibrato, tutti possono vincere a tutti e niente, ci prepareremo per affrontare la settimana prossima. E allora ci contiamo su quelle vittorie in trasferta che sono mancate nel girone di andata. Sono mancate, però penso che sono mancate a tutti quanti, è molto difficile il campionato, addirittura in più vincere fuori casa. Sicuramente questa è una vittoria sicuramente molto importante per il Cornedo in trasferta. Niente, noi ci proveremo lo stesso la settimana prossima per rimediare la partita di questa settimana. Ecco. Grazie mille.